La pioggia ha fatto letteralmente crollare e affondare lo storico ponte di Barclay che collega Jesolo ad Eraclea. I residenti abbiamo sentito un forte boato. Ancora acqua alta a Venezia, ma per fortuna con il cessare del vento di scirocco si ferma a quota 107 cm, ovvero al di sotto delle previsioni del centro maree. I danni dell'acqua alta di lunedì scorso vanno risarciti, a chiederlo i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, presentata una mozione in Consiglio Comunale. Da Venezia sono nuovamente in partenza per il Bellunese i volontari della Protezione Civile con 7 squadre di specialisti nel ripristino ambientale e nelle radiocomunicazioni. L'Anci Veneto, l'associazione dei comuni della nostra regione, chiede a tutti i sindaci personali in aiuto ai colleghi del Bellunese. Non lasciamoli soli, dice la Pavanello. Richiedente asilo, arrestato dai carabinieri di Porto Gruaro nel suo alloggio al centro di accoglienza, trovata la droga per lo spaccio, il ventenne e anche spintonato un militare. L'Umana Reyer raccoglie 20.000 euro da destinare alla gente del Bellunese. Si tratta dell'intero incasso della partita tra Bologna e dei fondi raccolti al Tagliercio. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque il maltempo che ha provocato ingenti danni anche nel veneziano, li abbiamo documentati nel corso delle edizioni speciali della scorsa settimana. Ebbene, il Piave ha travolto il ponte che collega Jesolo ad Eraclea, ci vorranno mesi per ripristinarlo. E qui ho sentito il botto alle 5 di mattina, sì, verso le 5 ho sentito un grande botto e poi ci siamo accorti insomma, che il ponte era affondato praticamente. Il ponte di collegamento tra Jesolo e Eraclea, presente da decenni, non c'è più. Il ponte era stato sganciato come si fa in questi casi di abbondanti piogge per permettere all'acqua di poter scorrere liberamente e non provocare ulteriori danni. Però dopo qualche ora qualcosa è andato storto ed è finito letteralmente sotto l'acqua. A rimanere in superficie una delle due estremità, al vaglio le ipotesi dell'affondamento, con tutta probabilità da attribuire alle conseguenze del maltempo che si è fatto sentire in zona soprattutto negli ultimi giorni. Avevo avuto l'acqua a 40 cm nel ristorante e un po' anche in casa e quindi è stata una situazione molto critica in questi giorni. Anche la zona antistante la trattoria al traghetto è stata invasa dall'acqua. Qui si è creata una vera e propria fanghiglia, una melma in alcuni tratti molto profonda. Come vedete non si riescono nemmeno ad alzare i piedi da terra. Alle mie spalle, lì in fondo, un accumulo di rami e detriti. Il sindaco di Eraclea, Mirko Mestre, ha espresso preoccupazione. Il ponte, ha dichiarato, permetteva di spostarsi velocemente, mentre ora bisognerà utilizzare l'unica strada percorribile aumentando le tempistiche. L'amministrazione è vicina ai proprietari che si attiveranno per il ripristino, ma potrebbero volerci anche 3 mesi. Intanto il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha reso noto che il comune stanzierà un contributo di 10.000 euro per aiutare il Bellunese, che sarà versato sul conto corrente aperto dalla Regione Veneto. Inoltre destinerà una parte del ricavato, che verrà raccolto in occasione dell'edizione 2018 di Jesolo Send Nativity. Per quanto riguarda invece la situazione dell'acqua alta a Venezia, questa mattina alle 8.50 si è fermata ad una punta massima di 107 cm. L'ha reso noto il centro maree del comune, che aveva previsto un picco di acqua alta di 110-115 cm. Il vento di scirocco fermo nel basso Adriatico ha contribuito dunque ad abbassare il livello di marea preventivato. In serata il picco potrebbe toccare i 100 cm. E intanto i danni dell'acqua alta di lunedì scorso, lo ricorderete, 156 centimetri, secondo il Movimento 5 Stelle vanno risarciti. Il Comune di Venezia risarcisca chi ha subito i danni più pesanti dall'acqua alta eccezionale del 29 ottobre. La richiesta arriva dal Movimento 5 Stelle, che ha presentato una mozione in Consiglio Comunale.
I 156 centimetri di lunedì scorso sono stati il quarto evento peggiore dall'alluvione del 66, ricorda Sara Wiesmann. Nel 2008, con lo stesso livello di marea, l'allora sindaco Massimo Cacciari aveva riunito urgentemente la giunta e predisposto un fondo di emergenza per risarcire in parte chi era stato danneggiato, da negozi e botteghe agli studi professionali, dagli esercizi pubblici a magazzini e scantinati dei privati. I veneziani sono abituati ormai alle acque alte, però è anche vero che un'acqua alta di questo genere non arriva spessissimo. E ci è parso molto strano che il sindaco non abbia pensato di comunque creare un fondo per risarcire quelle attività o quelle persone che hanno avuto dei danni molto importanti da un'acqua alta eccezionale di questo tipo. È possibile intervenire velocemente, sostiene la Pentastellata, con un apposito capitolo di spesa all'interno della variazione di bilancio che ci apprestiamo a votare. Il Comune deve predisporre le pratiche di riconoscimento danni per poter valutare le priorità in un'apposita graduatoria. Vanno utilizzati i soldi della legge speciale, propone, attualmente destinati a capitoli di spesa meno necessari ai bisogni primari dei cittadini. Vengono usati per esempio per restaurare il mercato ittico, vengono usati per fare la viabilità a Tessera, che dovrebbe essere accessoria al nuovo progetto dove ci sarà poi lo stadio. Però questi soldi di legge speciale sono stati pensati, quando sono stati stanziati, per tutelare la città e per andare incontro ai cittadini che hanno problemi con l'acqua alta. Dopo l'impegno dei giorni scorsi, da Venezia sono nuovamente in partenza per il Bellunese i volontari della Protezione Civile, con 7 squadre di specialisti nel ripristino ambientale e nelle radiocomunicazioni. Il Comune di Venezia è intervenuta in diverse parti del Bellunese con più squadre di protezione civile, proprio in supporto alle varie attività disposte dai sindaci e quindi dai COC che sono stati realizzati nelle varie province. Al momento sono tutte rientrate le squadre di volontari della Protezione Civile veneziana impegnate nel Bellunese per fronteggiare l'emergenza maltempo di questi giorni. L'impegno della città metropolitana nelle aree colpite non è però terminato. Non c'è bisogno di replicare quanto sia serio il tema, soprattutto per l'abbattimento di quei numerosi migliaia di alberi che sono stati rimossi e ancora si stanno rimuovendo. Nelle prossime ore sarà necessario un tipo diverso di intervento, più specialistico rispetto a quello dell'immediatezza dell'emergenza. Nei prossimi giorni saremo disponibili con altre 7 squadre specialistiche, sia per l'uso della motosega che il ripristino ambientale, piuttosto che delle radiocomunicazioni. Siamo in attesa che la Regione ci dia disposizioni a riguardo e torneremo sul pezzo ad aiutare i nostri veneti per ripristinare appunto le condizioni. Intanto l'ANCI del Veneto, l'associazione che riunisce i comuni della nostra regione, chiede ai sindaci personale in aiuto ai colleghi del Bellunese. L'ANCI Veneto ha scritto ai sindaci della regione di mettere a disposizione il proprio personale a sostegno dell'amministrazione del Bellunese, specificando altresì la massima urgenza. Innanzitutto verificare se c'è del personale da poter per 20 giorni da prestare appunto ai comuni, ai tanti comuni che sono stati coinvolti in questa immane tragedia. E appunto abbiamo anche predisposto nel sito un modulo per le figure che sono richieste, perché comunque abbiamo già fatto un lavoro in raccordo con il CSS e insieme anche con la Regione del Veneto per quali sono le figure che servono, e quindi c'è già, i comuni coinvolti hanno già chiesto quali sarebbero le figure che servono. Geologi, ingegneri civili, ambientali, di difesa del suolo, forestali, architetti e ancora personale amministrativo, contabile e finanziario tra le figure richieste. È un sistema anche che coinvolge il nazionale, è il sistema di protezione civile in cui all'interno ci sono anche i comuni e ci saranno appunto dei rimborsi spese per il personale che accetta questo, perché comunque si spostano da altri territori, no? E devono stare lì per questo periodo di tempo, che è il periodo in cui serve intervenire in fretta, perché come abbiamo sentito un po' tutti nell'arco di un mese si apre la stagione turistica e sono comuni che hanno assolutamente bisogno di poter fare la stagione turistica. Le amministrazioni del Bellunese, spiega la Presidente Pavanello, stanno lavorando in condizioni critiche, per questo è fondamentale che i comuni facciano squadra.
e per questo stiamo facendo questo appello per chiedere a tutti insomma, di intervenire in velocità e di dare una mano ancora di più anche rispetto a tutte le raccolte fondi che comunque sono collaterali. Ecco. Quello di trovare delle figure all'interno delle proprie strutture comunali da poter coinvolgere in questo periodo particolarmente importante, insomma nel prossimo mese, 20-30 giorni. L'appello affinché i sindaci del Bellunese non vengano lasciati soli. Servono acquisti in continuazione per riuscire, se non altro, anche ad alimentare, sappiamo, sono i generatori, quindi servono anche cose minime e serve dare proprio un supporto anche per servono figure amministrative che vanno ad implementare lo scarso personale che c'è in questi comuni, perché sono comuni piccoli e già con poco personale. Vi ricordo, lo state vedendo in sovrimpressione dall'inizio del nostro telegiornale, il conto corrente istituito dalla Regione Veneto per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal maltempo. Segnatevi le coordinate bancarie, segnatevi anche il numero 45500 per inviare un SMS solidale o fare una chiamata da rete fissa. Passiamo ora alla cronaca per tornare a parlare della tragedia dei cieli di sabato a Caorle. È stata disposta domani dalla Procura di Pordenone l'autopsia sulle 2 vittime. È stata disposta per domani l'autopsia sulle 2 vittime dello schianto in volo di sabato scorso a Caorle. L'esame dirà se Franco Mura, 70enne, architetto di Campagna Lupia, e Roberto Vescovo, 65 anni, ingegnere padovano e docente all'Università a Trieste, siano morti a causa del violento impatto. Per questo la Procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta. Il sospetto è che la causa dell'incidente mortale possa essere stata dovuta ad un'avaria al motore. Sembra infatti che 2 amici, entrambi esperti piloti, a giudicare dalla caduta di pancia del velivolo, avrebbero tentato una disperata manovra di atterraggio d'emergenza, manovra però non riuscita. Dopo quella della Procura, aperta anche una seconda inchiesta, è quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza al Volo, che già da sabato, dopo l'incidente, ha annunciato di aver inviato un investigatore sul luogo della tragedia. Arrestato un richiedente asilo di Portogruaro nel suo alloggio al centro di accoglienza, già pronte per lo spaccio le dosi di droga. 20 anni del Gambia, richiedente asilo a cui 2 mesi fa è stata revocata l'ospitalità, scoperto con la marijuana nel corso di un controllo dei carabinieri di Portogruaro. Questa mattina è stato bloccato per strada e arrestato. A suo carico i reati di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Al posto di blocco, infatti, che si trovava poco distante dal centro di accoglienza, il richiedente asilo nel tentativo di fuga ha anche spinto con forza e violentemente un militare. Nel suo alloggio al centro di accoglienza ritrovate diverse dosi di droga già pronte per lo spaccio. Il fatto in via San Giacomo. E un altro arresto è stato registrato sempre nella tarda mattinata di oggi, quando i carabinieri di Annone hanno bloccato un 50enne italiano residente a Chionso nel Pordenonese, ma domiciliato ad Annone, in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Pordenone. L'uomo dovrà espiare 10 mesi di reclusione perché è ritenuto colpevole di truffa e appropriazione indebita, reati questi commessi sempre ad Annone nel 2013. Ora il 50enne si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi altre notizie dal Veneziano, tra poco. Di nuovo in diretta riemerge dal passato un antico pezzo di storia di Mestre. Torna a offrirsi dopo secoli agli sguardi dei mestrini questa storica testa in pietra d'Istria, alta circa 1 metro, in apparenza raffigurante il dio romano Nettuno. Si tratta probabilmente dell'elemento decorativo centrale di un arco dell'antica Villa Giustinian, che un tempo sorgeva dove oggi si trova l'edificio degradato della ex De Amicis, a pochi passi dalla Torre di Mestre. A riportarla alla luce alcuni anni fa gli scavi del fallimentare programma di riqualificazione urbana chiamato Piruea Celana. Da allora giaceva tra l'indifferenza all'interno del cantiere abbandonato. Fino a questa mattina, quando i tecnici del comune l'hanno trasportata in via provvisoria nell'atrio del municipio di Mestre. Abbiamo fatto oggi, nonostante il tempo difficile, questo recupero
un recupero in cui abbiamo messo in sicurezza al municipio di Mestre questa testa di Nettuno, chiaramente che è un grande ritrovamento archeologico per la città di Mestre, e giustamente era lì all'interno del fallimento e siamo intervenuti con l'amministrazione per questo recupero. Il manufatto, di datazione incerta e di notevole pregio artistico, si trova in condizioni piuttosto buone. L'obiettivo della giunta comunale è di trovare un accordo con Ca' Foscari per la pulizia e il restauro della testa, per poterla poi esibire alla cittadinanza in una sala del municipio o al piano terra della torre civica. È un bene che va sicuramente valorizzato, dopodiché restituito alla città che vuole rivedere la propria identità attraverso anche questi beni archeologici, e Mestre su questo sicuramente ne sarà protagonista. Continuiamo a parlare di arte e cultura, basta giocare con il mondo. L'artista Lorenzo Quinn dona una nuova opera alla città e affronta il tema del rispetto per l'ambiente anche alla luce di quanto accade a livello climatico. Da Casagredo a Forte Marghera torna l'arte di Lorenzo Quinn, 2 mani di ragazzo che tengono tesa una fionda pronta a lanciare una sfera, il pianeta Terra. La nuova opera si chiama Stop Playing ed è stata donata alla città dall'artista. Il titolo sarebbe Smetti di giocare con il mondo, con le risorse naturali. Purtroppo l'abbiamo visto anche solo l'altro giorno, quest'acqua alta, tutto quello che sta succedendo nel mondo, ovviamente sta avvenendo un cambio climatico e la natura a volte lei si difende, cerca di difendersi, perché veramente stiamo stirando queste risorse naturali e stiamo trattando il mondo in un modo che non va trattato, come se fosse nelle mani di un bambino capriccioso che lancia questo mondo in una direzione che non deve essere lanciato. Le mani sono realizzate in bronzo, acciaio inossidabile e ottone e ancora una volta l'arte diventa strumento per pensare al futuro e alle nuove generazioni. Non è un caso che le mani prese a modello siano quelle del figlio 13enne dell'artista. La fionda di Quinn punta, la fionda del futuro, come la dice lui, la sfera del futuro, punta proprio su Porto Marghera, per cui qui messa a Mestre, Forte Marghera, che è un luogo prezioso perché il luogo dove appunto difendevamo la città storica, e che per noi questo diventerà il luogo della nuova Mestre, del futuro della città, che guarda al futuro, che è quello appunto che il Porto Marghera che verrà e che vogliamo unire. Siamo molto contenti di questa idea simbolica che arricchisce valore già a un grande artista e alla sua generosità. Sport, un'altra vittoria in casa per la Reyer e poi la solidarietà con un'importante cifra raccolta a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo. Partita contro Bologna 17.000 euro e la raccolta fondi al Palasport a Liercio 3.000 euro. Questa cifra sarà destinata alla Regione Veneto dall'Umana Reyer a sostegno delle popolazioni venete colpite dall'ondata di maltempo, come annunciato giorni fa. Una giornata di successo per gli Orogranata, che hanno sconfitto l'avversario 94-75 sul parquet casalingo, dando ancora una volta prova di grande solidità. Bologna è una squadra di grande talento che giustamente punta a essere protagonista in questo campionato. Noi abbiamo disputato una partita molto intensa, molto attenta difensivamente per tutti i 40 minuti, dimostrando grande solidità mentale e soprattutto grande coinvolgimento emotivo nella nostra difesa. Questa è stata assolutamente la chiave, perché c'è stato proprio il desiderio e anche, devo dire, la gioia di difendere, di stare sulle caratteristiche dei giocatori per poi andare in attacco e giocare ai ritmi che ci sono più congeniali. Nonostante l'assenza di Washington e Mazzola, i ragazzi di coach De Raffaele hanno ingranato bene da subito. La cosa migliore in assoluto è quella di aver avuto il coinvolgimento di tutti, ancora una volta tanti giocatori coinvolti, 60 punti alla panchina, 24 assist, quindi una prestazione di squadra ottima. Avevo detto ai giocatori che era importante, come avevo detto a voi, imparare dalle sconfitte tipo quella di Tenerife, ma per il fatto di aver incontrato una formazione che giocava ad un'intensità, mi viene da dire, quasi da Eurolega, e avere mantenuto e aver avuto la capacità di carpire quella intensità. Bisogna continuare a lavorare sotto questo aspetto, perché credo possa essere un elemento importante per il resto della stagione.
Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, in primo piano il maltempo sulle montagne bellunesi, in studio l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che ribadirà quello che è il concetto che è lanciato anche dal governatore Zaia dell'importanza di tornare appena possibile sulle montagne bellunesi sfruttando quella che è la risorsa principale, ovvero proprio il turismo, concetto che appunto verrà ricordato anche dal governatore Zaia, che sarà ospite di Ring, la politica alle corde, in onda a partire dalle 21:15, puntata interamente dedicata alla devastazione della montagna bellunese con il governatore Zaia e poi collegamenti dal posto. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo molto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali frequenti, possibili un po' su tutte le province, alternati a qualche schiarita. Più asciutto in genere il Veronese e il Rodigino. Temperature minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 20 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, anche la nostra regione sarà infatti alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, alternate a pause più asciutte e anche soleggiate. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 16 e i 19 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità, specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 9 e 11 gradi. Massime oscillanti invece tra 12 e 16 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.